La prima tappa è stata in prefettura, è iniziata da qui la visita a Venezia della commissaria europea Ursula von der Leyen stamani in città per intervenire ad un incontro promosso dalla UAV di Venezia sui cambiamenti climatici. Per la prima volta in città la commissaria. Dalla prefettura, in gondola con il sindaco Luigi Brugnaro, la commissaria ha raggiunto Cafarsetti e da qui è andata in giro per la città con il sindaco che gli ha illustrato alcuni interventi. Poi ha raggiunto l'Aula Magna dello IUAV, dove ha dialogato anche con Leslie Locco, direttrice della Biennale di Architettura. L'Europa è con voi. È importante essere qui non solo nel momento attuale, ma anche per aiutare la regione quando ci sarà da ricostruire. Ricostruire significa trovare un equilibrio nuovo con i cambiamenti climatici. Il Next Generation è un piano ad ampio raggio, non solo per i danni di ora. Per l'Italia ci saranno 6 miliardi di euro, ad esempio ripristineremo il letto del fiume Po. Venezia è una meraviglia dell'umanità minacciata però sempre più dai cambiamenti climatici, ha detto Ursula von der Leyen dal palco dello IUAV nel suo intervento magistrale, invitando così ognuno a fare la propria parte, pensando soprattutto ai giovani e alle future generazioni. Poi il pranzo della delegazione Caven Ramin Kalergi, sede del Casinò Municipale di Venezia, la visita alla Biennale di Architettura che ha appena aperto, dove la commissaria europea ha visitato numerosi padiglioni. In particolare si è soffermata al padiglione centrale, quello dell'Ucraina, portando così un forte messaggio di pace, e anche il padiglione Venezia, intrattenendosi amabilmente con alcuni bambini.